already. Damn. Immaginate stare in una macchina parcheggiata in coppa a aiuto. Poi immaginatelo freno a mano e tenere a strada annanzi a buia e da cominciare a muovere la di coppa, gli hanno assagli per innanzi e invece a rete, a così come volesse la logica gravitazionale. If you know how to party, say oh yeah. Riuscite che è impossibile? Coppa costiera l'Ayrshire, c'è sta uno dei Gravity Hills più caratteristici della Scozia, l'Electric Bridge. Anticamente scemo l'una da zona, si pensava che era una forza magnetica, elettrica, a nasconduta in mezzo all'albero, quella che si tirava il carretto e i cavalli parati in coppa s'aiuto. In your funky town. And the kick drum. Più dopo però si arriva a capire come si trattava semplicemente di un'illusione ottica, un'illusione naturale per dire tanti alberi di saglie e scinne che nascondevano una linea all'orizzonte, che la linea e l'orizzonte è indispensabile per ci far capire a qualunque momento a che parte sta miendo, se per coppa o per bacio. Now you're having fun. You're doing the house quake. Mo' i Gravity Hills, o i si aiuta a scendere, ce ne stanno a centinaia per tutte le parti del mondo. Perciò, non potesse essere che a Napoli la secola sta semplicemente bloccata, inghiummata, grippata, golfata in coppa una si aiuta a chiare di queste. Let's jam, y'all. E se ancora oggi ci stessero solamente zallane nel cervello, facendoci credere che cose vanno meglio e che qualche passo innanzi comunque stiamo facendo, lo hanno spostandoci a tutti i giorni la linea dell'orizzonte innanzi, la struttura all'infrastruttura, e dannoci oggi una formata della metropolitana e dimane nato un zamamento, nato un tartino eterno come Bagnoli o come pure sbaltimento della monnezza nella terra di fuoco. Per poter tenere la certezza assoluta che stiamo facendo qualche passo innanzi genuino e senza nessuna alterazione o trucco, avessimo a tenere coraggio e la forza di mettere i piedi in terra una volta. Camminando che cosce e ragionando tutto che capo nostro, tornando a pigliare così o senza la realtà, assieme a chi è l'orientamento individuale e collettivo.